scuola del popolo. Ciò che vediamo di questi tempi è proprio l'espulsione del popolo dalla vita sociale, dalla vita contemporanea. L'espulsione del popolo con la sua cultura, i suoi sentimenti, il suo essere sociale. Ed è nelle cose di questa società. È stato già detto, una società prestazionale, esasperatamente competitiva e ansiosamente consumista, in cui il desiderio significa acquisire beni, accumulare oggetti che danno status. E con questo sistema, attenzione, ci stanno rubando i nostri figli e i nostri nipoti. Ci li stanno rubando. Sembra una società trionfante, eppure è una società che per reggersi ha bisogno della guerra. La nostra società occidentale per reggersi ha bisogno della guerra. Spariamo a tutti, bombardiamo tutti, uccidiamo tutti quelli che inquadriamo come i nostri nemici. E una società del genere non può essere una società vincente. Una società del genere, un mondo del genere, una cultura, una civiltà del genere è una civiltà perdente, che finirà, è una civiltà morente. Ed è una civiltà perdente grazie anche e soprattutto a quelli che molecolarmente dappertutto resistono a questa idea di società. Noi oggi, qua in questa sala, siamo una resistenza molecolare a questa idea di società. A questa idea di società che espelle chi non è competitivo, che espelle chi non è ricco, che espelle chi non può consumare. Voi e noi quindi credo di poter dire che qui siamo dei resistenti, partigiani dell'umanità e amici delle persone. Un giorno, io mi auguro non troppo lontano, di ciò che stiamo vivendo, di ciò che giustamente voi avete individuato anche come solitudine delle persone, un giorno di ciò che stiamo vivendo si farà una narrazione diversa, una narrazione che parlerà un'altra lingua, di altri sentimenti, di un'altra idea di società, cioè una narrazione che parlerà di noi. Vedervi tutti qua, tutti insieme, e tutte e tre le sedi della nostra scuola, penso che vi avrebbe fatto dire quello che diceva a me, almeno per 3 volte mi ha detto sabato mattina, quando vi ha visto in piazza a manifestare per quella che era diventata ormai la sua battaglia per i diritti, veramente di chi i diritti non ne ha. Si è girato verso di me almeno 3 volte a dirmi che belli che sono i nostri ragazzi.